La regata Io e te, un uomo e una donna in vela, organizzata dallo Yacht Club Venezia in collaborazione con il Porto di Mare e il Diporto Velico Veneziano, era prevista per domenica, ma è stata anticipata a sabato pomeriggio a causa delle previsioni meteo avverse. All'edizione di quest'anno hanno partecipato oltre 20 imbarcazioni. Mirko Sguairo, presidente dello Yacht Club Venezia, ha dichiarato: l'allerta meteo arancione ci ha costretto a modificare il programma. In mare la sicurezza è sempre prioritaria. Ringrazio tutti gli equipaggi per la partecipazione nonostante il cambiamento. Sabato una leggera brezza orientale ha accompagnato la flotta lungo il percorso, completato in circa un'ora davanti alla spiaggia del Lido. La vittoria è andata a Wild Dream con Filippi Massimo dello Yacht Club Venezia in coppia con Valentina Di Rienzo, seguiti da Fior di Luna di Albino Dupuis della Lega Navale Italiana di Chioggia e Anna Nordio, terzo posto per Graffite di Ferro Stefano del Diporto Velico Veneziano Venezia e Roberta De Lorenzo, vincitore delle ultime due edizioni. Tra le vittorie di classe si è aggiudicata al podio Idril di Lovato Riccardo e Zennaro Sofia del Circolo Nautico Chioggia, in classe C, per la classe D Fior di Luna di Albino Dupuis e Anna Nordio della Lega Navale Italiana Chioggia. Premiata anche l'ultima imbarcazione al traguardo, Blu di Giamaica di Baldan Gianluca della Canottieri di Mestre e Rosso Simonetta, sottolineando l'importanza di uno stile di vita inclusivo e sostenibile. In linea con questo impegno per la sostenibilità, a ciascun equipaggio è stato consegnato un paio di magliette realizzate con materiali riciclati da bottiglie di plastica a cura di Murea Dritta. L'evento ha riaffermato il sostegno dello Yacht Club Venezia alla Fondazione Lenetun, che offre servizi di terapia ricreativa a bambini e giovani in ospedale.